Thomas Randon, buona la prima, si parte superando di misura il Molise, però non possiamo che partire da quella magia di Bertoli. Sì, sì, sicuramente non poteva essere altrimenti. Oggi questa partita la risolvevi solo con una magia che Bertoli ha trovato, assolutamente. Ti aspettavi un Molise così combattente? Onestamente no, però si era capito già nelle prime battute che era una squadra che aveva mentalità, forza, aveva anche secondo me delle individualità importanti, i due difensori centrali, l'esterno. Insomma, è stato un Molise con un gran combattente, l'hanno messa chiaramente sull'intensità, sulla forza. Noi come siamo stati inquadrati, era chiaro che si vedeva che era una partita da risolvere con una magia, nonostante questo, insomma, le occasioni per far gol, secondo me, c'erano, ci sono state, purtroppo non le abbiamo per colpa nostra qualche volta e secondo me anche c'era il secondo gol che secondo me poteva anche starci per come aveva il metro di misura arbitrato fino a quel punto, ma comunque non importa, noi ci accontentiamo dei 3 punti e pensiamo alla Sardegna adesso. Sardegna che oggi ha perso 2-0 contro il Veneto, questo equivale a dire che domani è forse il primo match point per staccare il pass per i quarti di finale. Boh, lo sappiamo benissimo, lo sono i ragazzi, lo so io, lo so lo staff, domani è una partita importante per tanti motivi, perché passare vuol dire un obiettivo veramente importante, perché quando sei in 20 regioni qua in Italia riuscire a passare già il turno è qualcosa di importante, quindi domani match point ce la metteremo tutta e se non fosse match point lo tenteremo col Veneto.